lasciato un po' di energia mentale a Milano e purtroppo l'abbiamo magari pagato pure oggi, anche se il mister ci aveva avvertito che questa partita sarebbe stata molto più dura. Però quello che dico, a volte non è sempre semplice come lo vorrebbe, però alla fine quello che dico, non neanche fatto un tiro in porta e l'abbiamo comunque persa. È già la seconda e la terza volta che succede, quindi qualcosa ci sta e dobbiamo risolverlo presto, perché sono punti molto importanti e sono quelli che ti permettono di arrivare all'obiettivo che abbiamo stabilito sia la società che i tifosi e che noi. Così cosa volete dire ai tifosi? Non c'è niente da dire, siamo dispiaciuti, dobbiamo soltanto chiedere scusa perché volevamo dare un bel regalo dopo questa vittoria e non è stato fatto e purtroppo ormai dobbiamo guardare avanti e preparare le prossime partite e speriamo di fare una grande seconda parte di campionato. Possibile, poi abbiamo dei obiettivi che tutti sanno, non abbiamo bisogno di dirlo. Siamo in Napoli, quindi sicuramente dobbiamo puntare al vertice del campionato, quindi l'obiettivo è abbastanza chiaro ogni anno, quindi non c'è bisogno di parlarne perché i calciatori lo sanno, venendo a Napoli c'è solo un obiettivo da fare. Presidente ha speso delle parole molto belle da parte di questa sconfitta, insomma, lei è un grande allenatore, però noi in questo momento penso che abbiamo tanta frustrazione. No, il presidente è venuto, ci ha detto che abbiamo fatto una grande parte di campionato, che una confitta ci sta, perché sicuramente ha visto la stessa partita nostra, che non hanno fatto neanche un tiro in porta, però alla fine l'abbiamo persa. Giustamente come calciatori, anche per rispetto per i tifosi, dobbiamo essere dispiaciuti, è giusto che sia così. Così, parliamo di te, come stai, come procede questo recupero, il minutaggio sta aumentando, come te lo immagini questa seconda parte di campionato per te? Sicuramente molto meglio, perché ormai sono recuperato da un bel po' di tempo, però giustamente non era semplice aggregarmi così e darmi tempo, minutaggio, soprattutto che ero fuori lista in Europa League, però adesso il mister sa che sto bene e spero di dare un grande contributo ai miei compagni, ai tifosi, perché lo meritano e anche per me. Cosa manca a questa squadra? Perché si passa da una vittoria a Milano, un'impresa quasi, a una sconfitta, la terza sconfitta consecutiva al Maradona. Che cos'è che manca? Cattiveria? È una bella domanda, anche noi vorremmo sapere cosa c'è. Comunque non è un problema di quest'anno, è già successo negli ultimi anni, quindi è una cosa nostra, dei calciatori, non viene dall'ambiente, non viene dal staff tecnico né dalla società, è una cosa nostra e dobbiamo risolverlo. Giustamente ci sono grandissimi giocatori che fanno parte di questo gruppo e oggi dobbiamo mostrare la qualità sia mentale che calcistica. Grazie. Grazie mille.